La Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito un decreto con cui il GIP di Sciacca, su richiesta del procuratore di Palermo, ha disposto il sequestro di circa 760.000 euro nei confronti di 3 imprenditori saccensi e delle loro società. La misura trae origine dalle indagini coordinate dalla Procura europea che hanno riguardato la documentazione fornita al rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di 2 opifici da un'importante azienda attiva nella produzione di olio di oliva, secondo un progetto di investimento ammesso a beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'importo complessivo, nell'ambito dei fondi stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli. Attenzione degli investigatori è stata attratta da un contratto di appalto ritenuto antieconomico stipulato dalla società beneficiaria del contributo con un'impresa di costruzioni riconducibile a prossimi congiunti dell'amministratore. L'accordo prevedeva la fatturazione in acconto e a stato di avanzamento dei lavori di opere edili solo in minima parte per un brevissimo periodo diretti a realizzare la società appaltatrice con propri mezzi e maestranze. Quest'ultima, priva di autonomia organizzativa e senza subire il rischio d'impresa, si è limitata a interporsi tra l'appaltante e reali esecutori dei lavori, emettendo fatture con l'indicazione di costi gonfiati ad arte, se non in alcuni casi totalmente inesistenti, al solo fine di fare aumentare l'importo complessivo dell'investimento. Per gli investigatori il sistema della presunta frode aveva 3 scopi: beneficiare di un contributo di importo maggiore, consentire l'evasione delle imposte mediante l'integrale indebita detrazione dell'IVA esposta nelle fatture emesse dalla società fittiziamente interposta, destinare ad altri scopi gran parte dei capitali utilizzati dall'impresa beneficiaria della frode per il pagamento delle fatture gonfiate. In particolare 260.000 euro sarebbero usciti dalle casse della società appaltante per saldare le pendenze debitorie a carico di un'altra impresa riconducibile agli indagati, evitando di intaccare il patrimonio personale.